è davvero un piacere essere qui, anche se solo virtualmente numerosi. Questa è un'iniziativa che vuole, diciamo così, rendere noto a un pubblico ampio uno dei tanti passi che l'università in questo periodo, soprattutto così difficile, sta compiendo per la comunicazione, la diffusione della conoscenza, della cultura. Questo passo avviene anche in un momento che è particolare, perché si sta per aprire il centenario che ricorda la morte di Dante, e visto l'argomento, vista la circostanza, ci è sembrato molto opportuno proprio chiudere questo 2020, aprirci il 2021, mettendo a disposizione uno dei tesori delle nostre biblioteche. Però prima di parlarne in maniera un poco più approfondita, mi fa piacere, particolarmente piacere, oltre agli ospiti esterni, di avere qui con noi il magnifico rettore, che ringrazio veramente per la vicinanza e per la presenza, al quale subito passo la parola per quel saluto istituzionale di cui appunto prima ha fatto cenno. Prego Roberto, grazie. Bene, grazie a te Andrea, professor Tilatti, che è delegato alle biblioteche, anche lui da anni sul pezzo, ed è impegnato a valorizzare quelli che sono i patrimoni della nostra biblioteca. Oggi io ho il piacere di dare il benvenuto a tutti coloro che sono collegati per un evento che è molto particolare, perché è la presentazione proprio del pezzo forte di una delle biblioteche importanti del nostro Ateneo, che è la Biblioteca Florio, che ricordo che è riconosciuta fra le 10 biblioteche di interesse regionali presenti appunto nella nostra regione come uno dei più cospicui e preziosi patrimoni storico-culturali. È chiaro che il pezzo di cui state aspettando la presentazione, che sarà fatta da coloro che seguiranno, anche se con una presentazione articolata, perché il professor Tilatti ci parlerà proprio della biblioteca Florio come patrimonio comune. E questo è un punto su cui volevo soffermarmi veramente pochi secondi, perché l'università è un bene, è un patrimonio comune. Ecco perché è molto importante che ciò che è patrimonio dell'università sia sentito come comune, e queste iniziative e anche quelle che verranno non fanno altro che naturalmente consolidare questo tipo di volontà, e io ne sono fermamente convinto, così come lo erano del resto anche i miei predecessori. Poi però c'è, dopo Andrea Tilatti, parleranno il professor Cernoia, che saluto, della Fondazione De Claricini Don Packer, di cui anche noi contribuiamo al ricco programma di iniziative che loro sostengono, il professor Matteo Vianier, che parleranno di una mostra che ci sarà nell'anno, che è stato ricordato, di rilevanza dantesca, quindi con altre entità coinvolte nella cultura del territorio. Assieme valorizziamo questo patrimonio, ed è un elemento che, per quella che è la terza missione dell'università, ma che in realtà è nell'ottica comune di queste istituzioni, credo che sia un passo molto importante. E poi il dottor Giorgio Sclippa, che ci spiegherà il processo di digitalizzazione che è avvenuto di questo codice, che viene denominato codice Florio, che credo che questo sia diventato il nome diffuso ormai in tutto il mondo, e che si riferisce a questa codice della Divina Commedia, che probabilmente è datato fra il XIV e il XV secolo. Ecco, questa digitalizzazione, che non è solo una moda del momento, è importantissima, perché ci permetterà agli studiosi di avere accesso facilmente a questo patrimonio, aiutandoci anche, contribuendo alla sua decodificazione, al suo studio. Ecco, io approfitto anche per ricordare che il dottor Sclippa è responsabile dell'area delle biblioteche,
e con un minimo di orgoglio e ovviamente ringraziamento nei confronti suoi di tutto lo staff delle biblioteche, che è uno dei servizi che nonostante il virus è stato mantenuto il più attivo possibile ed è stato sempre il primo che è stato riattivato appena possibile da maggio, e anche in relazione per esempio subito dopo l'ultimo DPCM governativo, per rendere fruibile il nostro patrimonio, naturalmente non solo agli interni ma anche agli esterni. E tutto ciò, diciamo, naturalmente non coinvolge solo il digitale, però per quanto riguarda il digitale vi è una vera e propria biblioteca digitale di Udine che si chiama Teche Uniud, dove sono consultabili e dove sarà naturalmente consultabile anche il codice Florio. Quindi per me era importante essere qui oggi, non solo per ascoltare naturalmente i relatori, perché è sempre un piacere, poi sono quelli che rendono interessante l'incontro, ma anche per ribadire ancora una volta quella che è la volontà, ma anche le azioni che l'università fa, nonostante situazioni anche particolari, non da sola, ma anche con altre istituzioni del territorio, per valorizzare il patrimonio che abbiamo. Ultimissima, last but not least, come direbbero gli inglesi, citazione: la Biblioteca Florio è stata donata nel 2013 dal professor Attilio Maseri, a cui probabilmente l'Università di Udine dovrà dedicare più di un monumento, dato che lo sfondo che vedete dietro la mia immagine è il Salone d'Onore del Palazzo Antonini Maseri. Quindi grande lungimiranza ha ritenuto e generosità di consegnare all'università questo patrimonio che abbiamo assunto con grande responsabilità, collocandolo nei suoi luoghi originali. Quindi questo, al di là del ringraziamento e la riconoscenza nei suoi confronti, ecco, credo che sia anche un giusto modo di onorare questo dono che ci è stato fatto, rendendolo fruibile alla comunità intera. E quindi è con queste parole che io do l'avvio a questo incontro e rinnovo il saluto dell'università, che se anche a distanza, ricordate sempre che però il cuore dell'università batte così forte che si sente anche a distanza. Benissimo, grazie Roberto, grazie Rettore. E tu hai già detto molte delle cose che faceva piacere ricordare anche a me, ma qualcuna la ripeterò, perché anche è giova ripetere, come si dice. Hai ricordato l'anno in cui il professor Maseri ha donato, cioè il 2013, la biblioteca Florio all'università, con quella unica clausola che tornasse legittimamente nel luogo dove nel 1780 era stata collocata. Benissimo, all'epoca rettrice era la professoressa Cristiana Compagno, poi c'è stato anche il tuo successore Alberto De Toni, e adesso ci sei tu. Devo dire che tutti e tre i rettori avete mostrato un grande interesse per questo patrimonio e a modo, secondo i tempi, ciascuno di voi ha incoraggiato e ha aiutato, diciamo, un percorso che ci ha portati a oggi. Il percorso che è iniziato nel 2014, in realtà, nel momento in cui, dopo la donazione, la biblioteca è stata traslocata, è arrivata fisicamente nel palazzo Florio, e ha sostituito quello che era il salone, diciamo, ha ripreso possesso del salone degli organi accademici, quindi è stato anche un sacrificio, per dir così, del senato accademico, no? Quello di restituire spazio ai libri. Da quel momento è partita un'iniziativa molto complessa. Dobbiamo ringraziare la Regione che ci è stata vicino anche finanziariamente per rendere, diciamo, fruibile questo patrimonio.
primo passo è stato quello della catalogazione, il secondo passo è stato quello dell'apertura al pubblico, che è avvenuto nel novembre del 2017, e poi piano piano, insomma, un'apertura sempre più ampia che ha portato al riconoscimento proprio quest'anno della ricordato della Biblioteca Florio come biblioteca di interesse regionale, e anche all'accesso alla rete, e quindi al tentativo di diffondere in maniera sempre più universale questo patrimonio. Diciamo che tu sei il rettore che mondializza questo lascito così importante, e lo facciamo a partire da questo codice straordinario, di cui dopo magari dirò qualche cosa in più. Però è la biblioteca Florio che è un patrimonio davvero comune, e lo dicevo, l'ho detto anche in altre circostanze, in altre occasioni, è un patrimonio comune in quanto come sua giacimento materiale di libri ci fa, insomma, toccare con mano e guardare con gli occhi quello che è stata la passione di due fratelli, innanzitutto dei fratelli Florio nel pieno Settecento, immersi in quella cultura e in quel modo di concepire il rapporto col sapere umano, e che hanno costruito non solo una cosa utile ma anche bella da vedere. E questo il passaggio, diciamo, dal privato al pubblico, grazie alla generosità del professor Maseri, è già un primo passo. Ma ho avuto anche modo di sottolineare in altre circostanze che quel valore, perché è anche un valore materiale, quel valore di libri che racchiude la cultura, dalla cultura classica fino a tutto il 7, ma anche per certi aspetti l'Ottocento, ecco, quel patrimonio di libri in realtà nasconde anche, è il significato, lo specchio di quello che era il Friuli, la regione Friuli nel Settecento, di quella che era capace di sostenere come appunto sforzo per alimentare delle spese che sono delle spese voluttuarie, quelle della cultura, no? Per cui c'è una stretta comunicazione fra quelli che erano il Florio nelle loro attività economiche, vuoi anche in quello che era la punta avanzata dell'agricoltura dell'epoca, quella che erano il Florio nel loro rapporto con le persone, con le comunità, con le famiglie, con i lavoratori, e quello che erano il Florio nel loro accumulo, per dire così, di capitale, che non trasferiscono per avviare filande, ma trasferiscono per costruire una biblioteca. E questa biblioteca poi diventa il vero patrimonio della famiglia, ma così come è potuta arrivare a noi è il patrimonio anche della regione. Da questo punto di vista mi sembra che questi 2 secoli abbondanti, 2 secoli e mezzo quasi, dal momento in cui la biblioteca ha trovato ricetto in quella ala del palazzo, in quella stanza dove adesso si ritrova, dicevo, in questi 2 secoli e mezzo appunto ha avuto modo di maturare, di distillarsi, di diventare veramente un'espressione di tutta questa terra, di tutta questa comunità regionale. E da questo punto di vista poi si può anche focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti. Uno dei progetti che abbiamo in cantiere è quello di digitalizzare le opere dei Florio innanzitutto, no? E che ci porteranno a conoscere qual è stato il loro anche contributo alla cultura storica, alla cultura teologica, alla cultura giuridica e soprattutto poi alla cultura letteraria, perché Daniele Florio si dilettava anche piuttosto bene di poesia, recuperandone anche un po', insomma, al di là delle mode che sono cambiate o dei gusti che sono cambiati, il valore appunto di letterato, di autore. E questo è un itinerario che seguiremo in maniera prioritaria dopo Dante. Però Dante ovviamente chiedeva immediatamente la nostra attenzione, ed è un'attenzione che noi rivolgiamo appunto tramite questo codice alla comunità accademica, alla comunità scientifica mondiale a questo punto, perché insomma
Ecco, possiamo ricordare che Udine è uno degli 800 possessori fortunati di un manoscritto della Divina Commedia, insomma, o meglio dei fortunati possessori di uno degli 800 manoscritti della Divina Commedia sparsi in tutto il mondo. Ecco, e non è un manoscritto qualsiasi, è un manoscritto importante della tradizione della filologia dantesca, della filologia della commedia, e ci sembrava necessario, diciamo, metterlo con i criteri moderni a disposizione. Dopo il dottor Scripa ci spiegherà meglio come è avvenuta questa digitalizzazione e come si potrà consultare il codice. Però ecco, volevo ricordare una curiosità, perché Udine non è per la prima volta, diciamo, in prima linea nella diffusione anche per certi aspetti filologica di questa grande opera, perché già nel 1823 è stato il luogo di una delle edizioni della Divina Commedia, grazie a un personaggio discusso che si chiamava Quirico Viviani, ma che ha costruito appunto un'edizione della Divina Commedia che ha avuto un recensore anche d'eccezione, che è stato recensita da Ugo Foscolo in maniera, diciamo, non del tutto, se vogliamo, lusinghiera, ma importante, perché da lì è nata poi una discussione molto significativa per quanto riguarda la tradizione della commedia. Dicevo, questa edizione del 1823, che nessuno o pochi conoscono, è in realtà un momento di svolta proprio nel modo in cui si considerava la Divina Commedia. Per il Friuli, diciamo, anche un momento di svolta, perché non è nata ma si è consolidata lì la tradizione che vuole Dante presente in Friuli, addirittura i manoscritti friulani, diciamo che friulani fra virgolette, che conservano la Divina Commedia come fra i testimoni più vicini, diciamo, alla redazione originale. E da lì, insomma, poi è nata una lunga discussione locale, ma non solo, che ha coinvolto Dante certamente, ma soprattutto il significato che a Dante la Divina Commedia si assegnava in un contesto che stava diventando quasi risorgimentale, per cui anche la crescita, diciamo, della fortuna e del significato di Dante in quanto italiano, in quanto patriota, in quanto, insomma, espressione di una italianità che si contrapponeva all'epoca ad altre, diciamo, entità nazionali, ma Udine, diciamo, ha avuto questo ruolo, e guarda caso, insomma, forse vale la pena in questo anno, no, riflettere di nuovo su questo passato, e questa occasione, questa opportunità può essere anche l'avvio di questo percorso. Come è arrivato Dante nella biblioteca Florio? Si possono fare molte ipotesi, però i documenti ci sono. Io mi devo scusare per la qualità pessima della riproduzione, ma condivido con voi un documento che è conservato attualmente in archivio di Stato, ma è di proprietà dell'università, perché bisogna ricordarlo, il professor Maseri non ha donato solo la biblioteca, ha donato anche l'archivio. E vedete qui, scusate, ripeto, la pessima qualità della riproduzione, ma viste le condizioni non sono riuscito ad avere una foto migliore. Questa l'ho fatta io col telefonino, non è un granché, ma l'ho fatta qualche anno fa per studio. Vedete, qui trovate in questo bifoglio, che è sostanzialmente un catalogo di manoscritti, trovate scritto Dante, la Divina Commedia del medesimo, manoscritto del secolo XIV in foglio, ligato in pelle alla francese, e qui una crocetta che è di mano di Daniele Florio, significa che ha voluto comprare quel manoscritto, e questo acquisto noi adesso ce l'abbiamo ancora a disposizione, è l'acquisto che vedrete poi riprodotto anche digitalmente e accessibile anche online. Ecco, questo era, se volete, una curiosità, ma che ci offre una strada da percorrere per capire come questo manoscritto, prima che arrivare
nelle mani di Daniele Florio sia già stato in circolazione in Friuli e capire chi si fosse disfatto, fra virgolette, di quei manoscritti per poi cederli a Daniele Florio, e questo è un lavoro da farsi, diciamo. Sarebbe bello, quando si fanno comunicazioni scientifiche, dire quello che si è fatto e non quello che si vorrebbe fare, ma in questo caso faccio ammenda, è un lavoro da farsi. L'altra questione che volevo sottolineare, no, in quanto a patrimonio comune, sicuramente gli udinesi, ma anche chi ha avuto modo di passare per la città, ha visto quei grandi cartelloni blu che comunicano, diciamo, i motti che dovrebbero appunto attrarre le intelligenze a frequentare il nostro Ateneo, e ce ne sono alcuni che proprio riassumono lo spirito dell'università, no? Dell'università come patrimonio comune, intesa alla ricerca, alla dimensione internazionale, all'amore per la scienza, ecco, no? E uno dice accende passione, coraggio e curiosità, l'Università di Udine, oppure segue nel mondo le rotte del pensiero, oppure libera da ignoranza e pregiudizi, no? Ci sono questi motti, e a me, proprio riflettendo passando insomma per le vie di Udine, leggendo queste cose, fanno sempre venire in mente una figura significativa, che è quella di Ulisse. Questo personaggio inquieto, no? Anche se volete scaltro, non sempre necessariamente al top della onestà, no? Che passa anche per essere insomma un furbo, ma non nel modo migliore, e che però è spinto da una sete insaziabile di conoscenza, no? E che mi sembra esattamente corrispondente allo spirito dell'università. E allora, però sono spiriti che sono presenti nella Divina Commedia, no? nella tradizione di tutta la cultura che spinge verso la conoscenza, ma sono spiriti che fanno parte anche della dimensione quotidiana delle persone che sono legate all'università, no? Come fa parte anche, se vogliamo rendere un po' meno pesante questa presentazione iniziale, come fa parte dello spirito dell'università quello goliardico. E allora io, se mi permettete, siamo verso Natale, volevo farvi vedere un'altra cosa, no? Che poi è tratta da una poesia di un altro poeta che si chiamava Guido Gozzano, e che è la poesia che mi ricordo perfettamente a 17 anni, 18, mi ha fatto scegliere la strada dello storico, e si chiama L'ipotesi questa poesia, e Gozzano si immagina di essere anziano, di pensare al suo passato, e mentre cena con gli amici nominano appunto il re di Tempeste, che era Ulisse, e la moglie chiede: ma chi era sto re di Tempeste? Allora loro lo mettono in verso e gli rispondono con spirito goliardico: il re di Tempeste era un tale che diede col vivere scempio un bel deplorevole esempio di infedeltà maritale, che visse a bordo di un yacht, toccando tra liete brigate le spiagge più frequentate della famosa Cocotte. Già vecchio, rivolte le vele al tetto un giorno lasciato, fu accolto e fu perdonato dalla consorte fedele. Poteva trascorrere i suoi ultimi giorni sereni, contento degli ultimi beni, come si vive tra noi, ma né dolcezza di figlio, né lagrime, né pietà del padre, né il debito amore per la sua dolce metà gli spensero dentro l'ardore della speranza chimerica, e volse coi tardi compagni cercando fortuna in America. Non si può vivere senza danari, molti danari, vostra semenza, viaggia nel folle volo, vedevano già scintillare le stelle dell'altro polo, viaggia per l'alto mare, si videro innanzi levare un'alta montagna selvaggia. Non era quel porto illusorio la California o il Perù, ma il monte del Purgatorio.
che trasse la nave all'ingiù, e il mare sopra la prora si fu rinchiuso in eterno, e Ulisse piombò nell'inferno, dove ci resta tuttora. Ecco dunque questa goliardia, questo studente che unisce Omero e Dante, e io voglio unire questo spirito di presentazione, no? Con quello che facciamo adesso, perché dobbiamo anche sorridere di quello che facciamo, secondo me, perché è lo spirito vero dell'università, perché l'università è anche gioventù, è anche goliardia, è anche scherzo, ma è tanta serietà, tanta cosa da apprendere e da trasportare, trasformare in conoscenza e da assumere come tale. Ecco, io la mia presentazione l'ho finita. Prima di passare la parola al professor Cernoia e a Matteo Venier, che ci parleranno di un'altra collaborazione che vide come protagonista anche l'Università di Udine nell'anno di Dante, voglio ringraziare, come ha già fatto anche il rettore, il dottor Sclippa, e il personale dell'area delle biblioteche, Sandro Teme, Silvia Bonfietti, Silvia Di Santo, Ide Menis, che hanno collaborato a questa iniziativa, insieme con Gabriella Baldassi, una volontaria del servizio civile, e poi la collaborazione esterna con la CG Soluzioni Informatiche, che ha reso migliore, diciamo, un lavoro che già era complesso. Quindi mi scuserete per questa mia trasgressione gozzaniana e veramente vi ringrazio e passo la parola a al professor Cernoia per le sue considerazioni. Grazie. Grazie professore. Intanto un saluto. Avrei voluto stamattina vederlo anch'io in videoconferenza per i 50 anni della nostra fondazione, però gli impegni sono tanti e quindi non abbiamo potuto vederci stamattina. Il professor Tilatti e tutti i convenuti, vi ringrazio molto. Io sono onorato di essere stato chiamato a questa videoconferenza per la presentazione di questo codice. D'altronde l'università è un ente designante della Fondazione De Claricini Dorpacher. Il professore Zanini fa parte del consiglio di amministrazione, su delega ovviamente del magnifico rettore. A suo tempo era Felice Dettoni, ma anche il magnifico rettore Pinton è stato al battesimo del nuovo statuto della Fondazione De Claricini e pertanto, diciamo così, c'è questo trade union che lega l'università alla Fondazione De Claricini Dorpacher. Io intervengo perché vi chiederete per quale motivo la Fondazione De Claricini è legata al tema dantesco. Ebbene, la famiglia De Claricini Dorpacher è una famiglia del 1200 che si è insediata a Cividale del Friuli e quindi ha vissuto per secoli sul nostro territorio, tessendo relazioni con le famiglie più importanti del nostro territorio, compreso i Flori, compreso i Manin, i Conti d'Atimis e via di seguito. Quindi una famiglia che ha svolto un ruolo notevole per lo sviluppo sia economico ma anche culturale, tant'è che avevano due sedi, una a Cividale del Friuli e dopo a Villa De Claricini di Bottenicco a Moimacco, e un'altra sede anche a Padova. Ovviamente la sede di Padova probabilmente era più importante di quella di Cividale del Friuli, perché a Padova ovviamente c'era l'università, c'era un mondo culturale molto più avanzato di quanto non fosse quello del Friuli di allora. Tanto è vero che i conti De Claricini avevano, come dire, si erano inseriti nel mondo culturale e avevano una notevole predilezione per gli studi danteschi. Tanto è vero che una delle più grandi biblioteche dantesche, con oltre 5.000 volumi, alla morte delle contesse De Claricini, furono donati questi 5.000 volumi alla biblioteca storica
del comune di Padova, dove tuttora sono in visione al pubblico. Però a Villa dei Claricini d'Orpacher c'era un altro insediamento architettonico, storico, che ci hanno lasciato in eredità alla morte delle contessine. Nel 1971 nasce, no, la Fondazione dei Claricini per volere testamentaria, e lasciano, oltre tutti i loro beni che erano presenti a Cividale e a Bottenicco di Moimacco, quindi la villa, la cappella gentilizia, i giardini, la biblioteca, anche parte della biblioteca è dantesca, ci lasciano un patrimonio culturale di notevole valore. L'anno prossimo, come ho detto, festeggiamo i 50 anni della fondazione. Allora abbiamo pensato, finché abbiamo trovato il motivo per rendere questi festeggiamenti di alto valore culturale. E il motivo è Dante. Perché Dante? Perché nel 1466 il conte Niccolò editò, trascrivendo e glossando in latino, la Commedia, cioè quello che sarebbe diventato dopo la Divina Commedia, un codice che è rimasto tuttora in possesso, ovviamente adesso, della biblioteca storica del comune di Padova, ma che è firmato a Cividale del Friuli dal conte Niccolò de Claricini. Questo è stato il motivo per cui abbiamo presentato al Ministero dei Beni un progetto per i anni di Dante, un progetto molto ampio che è stato approvato e che gode del patrocinio del Comitato Nazionale per i festeggiamenti danteschi. Quindi siamo partiti da un'approvazione di un progetto di livello nazionale. Siamo molto onorati. Siamo a Firenze, troviamo Bottenicco di Moimacco con un suo progetto dantesco. Quello ci fa molto onore e ci dà questa anche per poter presentarci il prossimo anno come uno degli eventi importanti a livello nazionale. Codice, con il professor Matteo Venier, che è stato delegato proprio dall'università e soprattutto dal dipartimento, no, umanistico dell'Università di Udine, a cui ringrazio il professore Zannini per avere così collaborato a questo progetto. Presenteremo questo programma che prevede una mostra dei codici presenti in Friuli. I codici presenti in Friuli per il momento sono 5+1, diciamo. Uno è della biblioteca guarneriana, uno è della Bartolignano del seminario, il codice dei Claricini, un codice che si trova forse trafugato, diciamo così, a Roma, nella casa di Dante, e dei frammenti di codici che si trovano presso la biblioteca Ioppi di Udine. Abbiamo, il professor Venier dopo vi spiegherà nel dettaglio quello che succederà, abbiamo programmato una mostra di questi codici presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale settembre-ottobre del prossimo anno. Accanto a questo ci sarà anche un convegno di livello internazionale, proprio con il professor Zannini. Stiamo facendo un programma sulla ricezione di Dante in Friuli, e quindi sarà un convegno importante di 3 giorni che si svolgerà tra Cividale, Villa dei Claricini e Università di Udine. Ma l'anno dantesco qui non finisce con questi 2 eventi, ci saranno altri eventi un po' più contemporanei, diciamo così, perché ci saranno 120 artisti italiani ed europei che si ispireranno
all'opera di Dante e che esporranno i loro quadri e le loro sculture alla Villa de' Claricini. Ma poi ci saranno anche spettacoli di musica, spettacoli teatrali, quindi sarà un anno intero dedicato a Dante, promosso dalla Fondazione con tanti enti. Credo che in questo momento circa 30 enti di livello nazionale e regionali e locali hanno dato il loro patrocinio a questa iniziativa che è stata approvata, come ho detto prima, dal Ministero dei Beni Culturali. Io ringrazio il professor Tilatti soprattutto perché ci ha agevolato moltissimo con questa iniziativa, perché la digitalizzazione è estremamente importante oggi, perché anche in tempo di pandemia, faccio un esempio, la nostra regione chiede anche di programmare delle manifestazioni che abbiano che possano essere alternative alle manifestazioni in presenza, e quindi il fatto di nostre anche delle multimediali si avvalgono della digitalizzazione, soprattutto dei codici, è estremamente importante. Io vi ringrazio per avermi fatto partecipare a questa presentazione, credo che sia molto importante, no, il lavoro che fa l'Università di Udine per tutto il nostro territorio, soprattutto perché siamo eredi anche di questo mecenatismo di famiglie che hanno dimostrato di dare valore alla cultura del nostro territorio, alla cultura del nostro Friuli. Grazie. Grazie professor Cernoia, e adesso sentiamo quello che ci dice Matteo Venier su questa mostra. Anch'io ringrazio per l'invito e penso che per illustrare il progetto di questa mostra di codici danteschi, di cui già ha parlato il professor Cernoia, e appunto mostra che sarà allestita il prossimo anno presso il Museo Archeologico Cividalese, e di cui ci auguriamo naturalmente possa far parte quale oggetto di speciale pregio il codice Florio, è opportuno tornare indietro di un secolo, al 1921, la data del 600° anniversario della morte di Dante. L'Accademia Udinese di Scienze e Lettere, congiuntamente all'allora neonata Società Filologica Friulana, proponeva di onorare in quell'anno il poeta attraverso una serie di conferenze, i cui testi sarebbero stati poi pubblicati in un volume collettaneo intitolato Dante e il Friuli. Curatori di questa iniziativa furono Antonio Fiammazzo, che allora era il preside del Regio Liceo Ginnasio Jacopo Stellini ed era un dantista di grandissima fama, tanto che a lui è dedicato un profilo biografico nella Enciclopedia Dantesca, edita dall'Istituto della Enciclopedia Italiana, e accanto a Fiammazzo c'era Giuseppe Vale, un archivista e medievista molto amico dello storico notissimo Pio Paschini. Questo volume, appunto, Dante e il Friuli, pubblicato dall'Accademia Udinese, per la prima volta tratteggiava in modo critico e con una metodologia che possiamo dire filologica la fortuna dell'opera di Dante in Friuli, dando particolare rilievo ad alcuni codici danteschi scritti o custoditi nella nostra regione e di cui fino ad allora si conosceva solo qualcosa per tramite di contributi rapsodici e poco attendibili. Mi riconnetto a quanto diceva il professor Tilatti, ricordiamoci appunto di quella famosa edizione curata da Quirico Viviani e recensita da Ugo Foscolo, nella quale appunto si parlava di uno di questi codici, in particolare del Bartolini, no? Bene, queste erano quindi, era la prima occasione, il 1921, in cui i nostri codici ricevevano per la prima volta una descrizione accurata, attendibile. Veniva portata all'attenzione degli studiosi per la prima volta il codice Claricini,
come ha detto il presidente Cernoia, unico codice che si sappia oggi esemplato in Friuli, in particolare a Cividale, appunto da Niccolò nel 1466 e quindi trasmigrato a Padova. E poi venivano studiati inoltre altri codici di varia origine, ma appunto tutti conservati nella nostra regione in collezioni librarie sia pubbliche sia private. Il Florio, anzitutto, Cimelio acquisito dall'università, poi lo splendido codice guarneriano 200, che un tempo invece era appartenuto a Giusto Fontanini, e quindi il codice Bartolini, appunto, della biblioteca arcivescovile. Possiamo aggiungere, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, che lo studio di Dante in Friuli è anche un modo veramente esemplare per analizzare, esaminare e studiare il collezionismo librario del Settecento, perché tutti questi codici sono di fatto frutto appunto dello sforzo di famiglie che impiegavano, no, tanti dei loro denari proprio per acquisire, ecco, questi codici. Quindi in particolare, oltre naturalmente la famiglia Florio, la famiglia Bartolini, no? E appunto Giusto Fontanini, collezionisti, insomma. E dal 1921 a oggi gli studi sulla ricezione di Dante nella nostra regione si sono susseguiti con continuità e con sempre nuove acquisizioni, e ciò grazie anche e soprattutto all'attività di ricerca promossa nei primi anni del nuovo secolo dall'Università del Friuli. La pubblicazione del nuovo Liruti, il dizionario biografico dei friulani, l'opera collettiva edita dalla Forum, è stata l'occasione di approfondire temi noti e di prospettare itinerari di ricerca originali che hanno portato fra l'altro a identificare nuovi testimoni manoscritti della commedia correlati con il Friuli e ignorati ancora da Fiammazzo e dai suoi collaboratori. C'è stata poi la realizzazione nel 2014 della copia anastatica del Dante guarneriano, ed è stata anche quella l'occasione di divulgare a un pubblico sempre più vasto un vero tesoro di miniature proto-rinascimentali. Recentemente una studiosa che si è formata proprio all'Università di Udine, cioè Chiara Cravina, è riuscita anche a individuare un altro codice, appunto, che è stato per molto tempo custodito in Friuli, ed è l'attuale codice Sonnino di Casa di Dante in Roma, detto Sonnino perché fu acquisito appunto dal grande Sidney Sonnino, che era anche lui un estimatore di Dante, ed era stato acquisito dalla biblioteca del seminario di Udine, che lo aveva lì custodito per lungo tempo. Faceva parte questo codice del fondo Cernazai, un altro esempio, è vero, di collezionista, e questo codice tra l'altro ha anche un pregio artistico estremamente notevole. Ora, nel 700° anniversario della morte di Dante, l'allestimento appunto di una mostra che avrà per titolo Tutte quelle vive luci, è una espressione contenuta nel 20° canto del Paradiso, intende portare all'attenzione di un più vasto pubblico questi citati testimoni della commedia, esemplati appunto o custoditi nella nostra regione, suggellando in questa maniera un lungo itinerario di studi inaugurato 100 anni or sono, con quel volume che ho prima citato. La mostra intende inoltre valorizzare una tipologia di bene culturale che è il codice manoscritto miniato, poco nota ai più perché custodita generalmente in collezioni librarie di non immediata accessibilità, perché è caso abbastanza raro il fatto che appunto questi codici siano resi disponibili, come è stato fatto adesso per il codice Florio, ma sono tuttavia tipologie di beni librari preziosi e tale da documentare con grande incisività la storia e la cultura del nostro territorio. E questa mostra vorrebbe inoltre chiarire anche le modalità con le quali il testo della commedia è stato copiato e tradito,
pervenendo fino a noi lettori contemporanei. Come prima diceva il professor Tilatti, in particolare il codice Florio ha da questo punto di vista una importanza del tutto particolare. Ricordiamo che il prossimo anno dovrebbe essere pubblicata una nuova, ci saranno più edizioni, è vero, della commedia per i 700 anni, ma una in particolare curata da Paolo Trovato dell'Università di Ferrara, ha proprio il codice Florio quale suo, tra i testimoni sempre tenuti presente, proprio per definire meglio il testo della commedia. Quindi intendiamo naturalmente con la mostra inoltre evidenziare il valore artistico di questi documenti, con attenzione alle loro peculiarità grafiche, alle varie tipologie di scrittura impiegate dai copisti e soprattutto ovviamente allo splendido corredo iconografico di cui sono adornati e di cui anche il codice Florio è insigne documento. Ovviamente a corredo della mostra è prevista la realizzazione di un catalogo esplicativo e contestualmente a essa è organizzato il convegno di cui diceva il Presidente prima, un convegno a cui stanno lavorando Andrea Tabarroni e Alessio Deccaria, di cui la sessione conclusiva è dedicata ancora al riesame della ricezione della commedia in Friuli, un tema studiato ma tale da riservare ancora impreviste e inedite opportunità di riflessione e di analisi. E con questo concludo e ancora ringrazio per averci accolto a questa presentazione. Ecco, ringrazio anch'io anche il collega Venier per questo excursus, e il fatto che siano qui presenti dovrebbe anche rassicurarli sulle intenzioni dell'Università di Udine nei confronti della prestabilità, diciamo, del codice Florio, per cui siamo in piena sintonia. Ecco, adesso credo che sia il momento che tutti attendevano, perché il dottor Sclippa ci mostrerà fisicamente questa digitalizzazione, diciamo visivamente questa digitalizzazione. Gli cedo subito la parola senza perdere altro tempo. Grazie. Il rettore prima diceva che la digitalizzazione non è per l'Università di Udine una moda del momento, e lo posso confermare perché il progetto di tech.uniud.it naturalmente nasce già ormai qualche anno fa, e anno dopo anno riusciamo a dargli concretezza e a riempirlo di ulteriori contenuti. Io però passo immediatamente a condividere qualche videata del nostro sito, in modo tale che tutti insieme possiamo godere di questo lavoro fatto in questi anni. E questo è il punto di accesso della nostra biblioteca digitale, della biblioteca digitale dell'Università di Udine. È un semplice indirizzo che uno memorizza facilmente, tech.uniud.it, e che porta a una struttura di questo tipo. Come vedete abbiamo una sezione dedicata ai fondi speciali, che sono moltissimi, che sono stati acquisiti in varie forme nel corso degli anni dalla Università di Udine. All'interno per esempio di questa sezione si trova anche l'archivio Rodolfo Palluchini, che nel corso del 2018-19 è stato oggetto di lavoro scientifico da parte del Dipartimento umanistico, e ha portato alla digitalizzazione di una buona parte dell'epistolario del carteggio di Rodolfo Palluchini, che è già quindi disponibile online. Al centro vedete la sezione dedicata alle risorse elettroniche native, quindi le banche dati, gli journal, gli book che vengono messi a disposizione di tutta la comunità accademica per la consultazione, e infine vedete la teca digitale, che ha l'obiettivo di rendere disponibili a tutti le collezioni e i pezzi unici maggiori che abbiamo, di valore maggiore che abbiamo in università, e che possono essere quindi valorizzati, messi a disposizione di tutto, tutelando anche la delicatezza e l'importanza di questo patrimonio. Le teche digitali quindi hanno al momento sviluppato 3 progetti, sono tutti e 3 in corso di lavorazione. Il primo naturalmente è quello che vedremo subito, la Divina Commedia. Il secondo è quello che ha già annunciato il professor Tilatti prima, cioè l'idea, avendo noi
la biblioteca Florio, costruita nel Settecento. Quando dico costruita intendo anche negli arredi e nella scelta dei locali, costruita dai fratelli Florio, oltre che nella scelta e nella raccolta delle opere. Ci sentiamo anche in dovere di mettere a disposizione di tutti le opere proprio dei due fratelli. Abbiamo iniziato la digitalizzazione, nei prossimi mesi continueremo e quindi avremo anche qualche sorpresa a breve su questo fronte. La terza sezione è quella dedicata ai notiziari dell'Università di Udine, che sono materiali, se vogliamo, anche minori, però sono talvolta di difficile reperimento e aiutano a costruire anche la storia di questa nostra università, che ha una storia breve, ma ormai ha superato i 40 anni ed è opportuno che mantenga traccia e storia di tutto quanto ha fatto e di quanto ha prodotto. La Divina Commedia. Ecco, veniamo rapidamente allo strumento di presentazione. Lo strumento, naturalmente, noi abbiamo scelto un prodotto della CG Soluzioni Informatiche, che ci consente di rispettare gli standard catalografici per i vari formati, per i vari materiali che vengono di volta in volta descritti e digitalizzati. In questo caso parliamo di una scheda dedicata al manoscritto. C'è una breve introduzione che consente anche allo studioso meno, all'appassionato meno competente, se vogliamo dire, di avvicinarsi facilmente a questi documenti così importanti. E la prima cosa che uno può fare, dopo aver letto le prime righe che abbiamo messo a disposizione di tutti, sfogliare il manoscritto. Cliccando su sfoglia il manoscritto si apre questo visualizzatore che, a partire dalla copertina, che vedete è una bella copertina in cuoio marmorizzato della fine del Settecento, semplicemente cliccando ci permette di sfogliare il codice, di arrivare alla prima carta, la carta 1 recto, dove troviamo l'inizio. Io adesso lo ingrandisco, così potete anche apprezzare la qualità dell'immagine, e questa è naturalmente l'incipit della prima cantica della Divina Commedia, nel mezzo del cammin di nostra vita, eccetera. E questo è il livello qualitativo del materiale che noi abbiamo messo a disposizione di tutte le comunità di studiosi di tutto il mondo, e che quindi da casa possono leggere e studiare attentamente il codice senza dover necessariamente venire a Udine, e in questo modo noi possiamo continuare a conservare questo importantissimo manoscritto anche per il futuro, mantenendolo a distanza di sicurezza, ecco, se possiamo dire, dai pericoli che sempre ci sono. Ritorno naturalmente al manoscritto, alla descrizione. Vediamo che attualmente la segnatura che ha assunto questo codice, che è il codice ormai noto un po' in tutto il mondo con codice Florio, è quella di Manoscritti 1. Se io clicco su Manoscritti 1 ho un'ulteriore presentazione anche più ampia, ho di nuovo la possibilità di sfogliare il manoscritto, ma ho anche una breve scheda che comincia a diventare sempre più scientifica, che quindi mi introduce nella storia vera e propria del manoscritto. Mi dice per esempio che fa parte del fondo che è contenuto nella Biblioteca Florio. Cliccando su Biblioteca Florio potrei arrivare alla descrizione della Biblioteca Florio, alla conoscenza dei fratelli Florio, perché abbiamo fatto in modo di integrare anche i link con altri strumenti che si trovano in rete. Per esempio qui si fa rinvio diretto alle voci biografiche del nuovo Liruti, del dizionario biografico dei friulani. Ma non voglio allargarmi ulteriormente e voglio rimanere alla scheda breve, che permette per esempio di capire anche subito quali erano le antiche segnature del codice. Per esempio nell'inventario del Mazzatinti compilato nel 1893, quello che per noi oggi è il manoscritto numero 1 era assegnato al numero 11.
con questa breve descrizione: Dante, commedia, codice. Invece era il numero 8 di un inventario fatto nel 1915 da Daniele Florio, che era discendente del Daniele del XVIII secolo. E quindi anche per chi fa studi di natura scientifica è più facile collocare direttamente il codice. Il codice è stato integralmente digitalizzato nel 2015, poi già da questa pagina possiamo, semplicemente cliccando sul più, possiamo arrivare a esplodere la bibliografia di riferimento. Questa è la prima bibliografia di riferimento, ma vi garantiamo che ci sono ulteriori titoli che dovranno essere inseriti per integrare questo breve elenco di titoli fondamentali, tra cui naturalmente il fiammazzo ricordato da Veniere ritorna più e più volte, ecco, e ce ne saranno molte altre. Il nostro obiettivo sarà anche quello, se possibile, se il diritto d'autore ce lo concederà, di mettere a disposizione in formato digitale anche alcune di queste voci bibliografiche libere da diritto d'autore. Poi naturalmente c'è la possibilità di esplodere con descrizione interna la scheda, e quindi cominciamo ad avere qualche altra immagine, qualche altro dato ulteriore importante, e soprattutto, questa è la cosa utile per lo studioso ma anche per l'appassionato di Dante, è possibile, cliccando, allora l'inferno l'abbiamo già visto, ma se io volessi per esempio andare all'incipit del Paradiso, semplicemente cliccando sopra Paradiso apro il visualizzatore e immediatamente mi apre alla carta che riporta l'incipit e la gloria di colui che tutto muove, sempre con una qualità altissima che mi permette, come vedete, di leggere con grande tranquillità una grafia molto ma molto bella. Ecco. Ritorno alla scheda. Il codice Florio non contiene solo le tre cantiche della commedia, ma contiene anche alla fine il capitolo sopra la commedia di Bosone da Gubbio e un altro capitolo di Jacopo Alighieri, figlio di Dante. Anche per questi posso semplicemente posizionarmi sopra le carte, cliccare e il visualizzatore immediatamente mi porta alle pagine di mio interesse. Però che sia più frutto e più diletto. Ecco. A un certo punto posso esplodere la scheda completa, e esplodendo la scheda completa, questo è pane per i denti degli esperti, degli studiosi dei codici danteschi, naturalmente troverà tutte le informazioni specifiche, la storia del manoscritto, con tutti i riferimenti utili. Di nuovo appunto la possibilità di cliccare sopra le tre cantiche ad arrivare direttamente attraverso il visualizzatore alle carte interessanti. Ci sono gli incipit, gli explicit di ogni brano interessante, da Bosone da Gubbio a, come dicevamo, Jacopo Alighieri. La descrizione precisa, i riferimenti bibliografici precisi, ecco, e anche i dati di chi ha, la data e i dati di chi ha redatto poi la scheda bibliografica. Quindi, come vedete, un lavoro di grande qualità che permette di avvicinare sia lo studioso profondo conoscitore di questi materiali, sia naturalmente l'appassionato di Dante. Immagino che nel 2020 di appassionati di Dante ce ne saranno moltissimi. E naturalmente il nostro prossimo obiettivo è quello di fare in modo che tutto il nostro lavoro che stiamo facendo possa essere inserito nella ricerca della Biblioteca Digitale Italiana, per cui stiamo lavorando anche per arrivare a quello. E abbiamo già dato un'occhiata, abbiamo visto che c'è talmente tanto materiale nei nostri fondi speciali e nella nostra Biblioteca Florio, che facciamo anche l'invito ai docenti dell'Università di Udine, magari di indirizzare, se possono, anche ad alcuni loro studenti a fare dei tirocini specifici su questi materiali, perché avranno
modo di trovare una palestra che darà grande soddisfazione. Nella chiusura vorrei dire questo, vi ingrandisco questa immagine che ho scelto giusto per introdurre l'aspetto storico. Ho scelto l'incipit del 6° capitolo dedicato ai golosi, che naturalmente nell'inferno sono puniti, ma che per quanto ci riguarda noi golosi di questi materiali, ecco, abbiamo voluto segnalare che c'è una grande possibilità per tutti di trovare dei documenti, dei materiali di veramente grande interesse che possono dare soddisfazione a tutti gli studiosi che vorranno avvicinarci. Noi come biblioteca, come area biblioteche dell'Università di Udine siamo a disposizione per aiutarvi a rintracciare questi materiali, per aiutarvi a fare gli studi scientifici. Voglio anch'io ringraziare i collaboratori dell'area biblioteche che in questo preciso momento hanno lavorato sulla Divina Commedia, cioè Sandro Temel, Gabriela Baldassi, Silvia Bonfietti, Di Santolo e Hilde Menis, nonché Laura Mosti per la CG Soluzioni Informatiche dal punto di vista tecnico, Anna Rosa Cominotto che ha curato la regia di questo evento, ma su altri materiali, su altre sezioni di questa teche.uniuda hanno lavorato altri colleghi, lavoreranno altri colleghi dell'area biblioteche, perché abbiamo le competenze per continuare su questo percorso che abbiamo avviato. Quindi vi ringrazio e mi fermo qui. Ecco, io da parte mia ringrazio il dottor Scripa e penso che quello che abbiate visto sia già un antipasto ottimo per stimolare la curiosità. Noi, devo dire, siamo anche stati fortunati perché avere un codice così ci ha subito indicato la via da dove cominciare, il punto dal quale cominciare, e credo che abbiamo cominciato, spero bene. Devo dire che non essendo un libro stampato, quello che vedete può essere corretto in qualsiasi momento, e per cui siamo ovviamente aperti a ricevere tutte le reprimende che ci verranno spuntualmente, credo, fornite, e siamo ovviamente altrettanto aperti a fare le correzioni e integrazioni. Che il bello del digitale è questo, no? Che si può rilavorare senza grandi difficoltà e può essere emendato, corretto continuamente, e questo penso che sia segno anche di collaborazione con la comunità scientifica, di apertura della comunità scientifica. Io ringrazio il magnifico lettore che poi è rimasto qui fino alla fine, ringrazio il professor Cernoi, il professor Venier, ringrazio Pier Giorgio Scripa, come tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo pomeriggio, e vi formulo i migliori veramente auguri di buon Natale, anche se nel perimetro ristretto dei nostri più cari affetti. Grazie a tutti e auguro di nuovo buona serata a tutti quanti. Grazie, auguri a tutti.